proseguiamo quindi la serie dei nostri incontri, che è piuttosto nutrita, è stata notevole anche per chi ha frequentato la triennale, ma sarà notevole anche per chi sta frequentando la specialistica. Purtroppo questi nuovi ordinamenti spezzano l'attività didattica, e sono deleteri dal punto di vista dell'apprendimento, però è dividendo appunto fra triennale e specialistica, e quindi invece prima c'era un corso unitario che si concludeva poi con una tesi al quarto anno consistente, per cui c'è una continuità di studi. Purtroppo le riforme sono andate invece che migliorando, peggiorando la situazione universitaria, e qui il collega Papo ne ha ampia conoscenza di questa situazione che va sempre più deteriorandosi. Ma noi continuiamo con la nostra attività, diciamo, in qualche modo parallela e alternativa a quella che è l'attività che normalmente si svolge in un corso universitario da queste parti, con un discorso di lezione ex cattedra, e invece oltre a lezioni ovviamente da parte mia, in questo caso ci sono anche tutta una serie di manifestazioni, direi che sono altrettanto importanti, forse anche di più, di possibilità di scambio con studiosi, ecco, che arrivano da altre esperienze di ricerca e quindi sono preziose, specialmente per chi appunto sta portando avanti un corso di studio specialistico che poi appunto potrebbe sfociare nel dottorato, comunque dà luogo ad un titolo che è più pregnante, più significativo rispetto ovviamente o dovrebbe esserlo, rispetto alla semplice triennale. Noi oggi qui abbiamo il professor Adriano Papo e la dottoressa Gisela Nemet Papo, che ci parleranno su questo volume L'Ungheria contemporanea. Ieri abbiamo parlato con il professor Bottoni della Transilvania, il caso della Transilvania fra Ungheria e Romania, con la sovietizzazione, ecco, la Transilvania rossa si intitola il volume, appunto, la sovietizzazione della Transilvania, come è avvenuta questa sovietizzazione. Ecco, Bottoni ha tenuto una brillante lezione, e altrettanto sarà per il collega Papo, che tra l'altro è una persona attivissima nel campo dell'organizzazione culturale, oltre che essere uno studioso raffinato, che ha pubblicato sull'Ungheria diverse opere. È fondamentale la storia dell'Ungheria, proprio un volume storia della cultura e della cultura ungherese, che è stato pubblicato ancora credo 7-8 anni fa, nel 2000, 9 anni fa, dalle edizioni Rubettino, che quindi credo sia ancora sicuramente in commercio, ed è un utile inquadramento sul complesso della storia ungherese. Anche questa è una storia che, come tutte quelle di cui dicevo ieri, dei paesi che stanno al di là della linea Berlino-Trieste-Otranto, che purtroppo non vengono presi in adeguata considerazione dalla cultura accademica italiana e anche dalla cultura in generale dell'opinione pubblica. Noi poi proseguiremo con la nostra attività domani e con il dottor David Burigana, che parlerà invece sul ruolo dell'Unione Sovietica nei rapporti con l'Occidente nel periodo fra le due guerre, presentando anche lui un volume che si intitola Armi e diplomazia, come appunto il rapporto anche sul commercio, sullo scambi commerciali delle armi, ecco, abbia influito nei rapporti più generali di tipo politico-diplomatico tra la Russia e le potenze occidentali nel periodo fra le due guerre, quale sia stato il ruolo dell'Unione Sovietica nel contesto della dinamica politica europea. Sapete, poi alla fine c'è stato questo accordo addirittura con il nemico, no? Il patto Molotov-Ribbentrop del 1939, che ha portato a una delle tante spartizioni dell'Europa centrale.
in particolare della Polonia, ma anche della Romania, eccetera. Quindi ecco, io vado sempre sostenendo che l'Europa centrale è un'area di competizione, no, fra le grandi potenze, è un'area in cui le grandi potenze giocano secondo le proprie strategie e in cui i governi, appunto, le autorità locali e i gruppi locali non riescono a fermare una loro linea politica e sono vittime molto spesso di decisioni altrui. Poi avremo in maggio, ecco questo per così completare il quadro, per già annunciarvi, ma riceverete poi quelli che sono nella mailing list della nostra webmaster, che è la Barbara Niero qui presente, che sempre ci aiuta nel diffondere le circolari del seminario Masaryk. Il 5 ci sarà la visita alla scuola dalmata dei Santi Giorgio e Trifone, che è un'antica istituzione veneziana, poco conosciuta anche questa, che riguarda la Dalmazia. Voi sapete che uno dei primi domini, anzi il primo dominio veneziano è stato in Dalmazia dopo il 1000, e c'è un'antica tradizione di rapporti fra la Dalmazia e Venezia. Questa è una specie di ambasciata della Dalmazia a Venezia, è tra l'altro c'è tutto il ciclo del Carpaccio, no? Il ciclo di San Giorgio degli Schiavoni, ma poi c'è tutta una documentazione che loro hanno, una biblioteca, un archivio molto importante che visiteremo martedì 5. Ecco. E il 6 invece c'è il nostro amico dottor Tronchin, che parlerà invece sulla Cecoslovacchia dalla primavera di Praga all'89, no? Più o meno, ricostruendo questo ventennio e oltre che separa appunto il primo grande processo di rinnovamento, di cui già abbiamo parlato presentando il mio volume su Duce e Pala, che riprenderemo ovviamente nelle lezioni, e poi come si arriva all'89, come si arriva alla fine del regime comunista in Cecoslovacchia, con questa rivoluzione che viene erroneamente chiamata di velluto, che invece si dovrebbe chiamare delicata o addirittura affettuosa, perché è un ossimoro, è una sintesi di opposti, cioè una rivoluzione che cerca di accerchiare il potere, non di colpirlo in maniera diretta, lo accerchia attraverso l'ironia, la tipica ironia appunto praghese. E poi avremo il viaggio in Russia e Ucraina, sapete il viaggio di studio che ogni anno compiamo, quest'anno a Mosca e a Kiev, alcuni verranno, altri potranno restare qui e fare un lavoro seminariale che poi indicheremo lunedì prossimo. E quindi successivamente l'ultima settimana avremo un incontro con il dottor Zaffi, che verrà a parlarci sulla lingua e popolo in Europa centrale, come la lingua e la nazione abbiano giocato nella formazione degli stati moderni in Europa centrale, e successivamente in finale la dottoressa Barbara Niero, che ci racconterà su Patočka, su Jan Patočka, questo filosofo ceco di rilievo europeo, il maggior filosofo ceco del Novecento, il quale ha essenzialmente informato della sua filosofia, ecco, l'etica e l'opinione pubblica dei cechi, no? E libertà e sacrificio di Jan Palach, no? Jan Patočka, e per capire anche il sacrificio di Jan Palach, no? A suo tempo, che si rifà a questa tradizione libertaria del popolo ceco, che ha le sue radici in Hus, in Comenius, eccetera, in Masaryk poi. Ma ovviamente concludo qui e vorrei invece dare la parola, perché il nostro ospite oggi è il professor Adriano Papo e la sua opera, il suo volume Libreria Contemporanea, che credo sia utile conoscere.